Il referente regionale Sicilia dell'Associazione Minori in Primo Piano Onlus, Marco Castelli, in merito al decreto Io resto a casa, informa i genitori separati, divorziati e non più conviventi che sul sito ufficiale del governo www.governo.it è stata pubblicata la risposta a un quesito che in questo periodo di crisi sanitaria riguarda il diritto dei bambini di frequentare ciascuno dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Al punto 13 della pagina dedicata alle frequenti domande sulle misure adottate dal governo si legge: gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario oppure per condurli presso di sé sono consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o di divorzio. Noi come Associazione Minori in Primo Piano abbiamo pensato di fare una precisazione riguardo la frequentazione dei figli di genitori separati anche in questo periodo di contenimento a seguito del decreto del governo. In sostanza le disposizioni del governo non hanno intaccato i tempi di frequentazione dei figli di genitori separati, purché ovviamente non ci siano patologie o restrizioni come quarantene o autoisolamento. Quindi se una coppia separata ha dei figli e il Tribunale ha stabilito dei tempi di frequentazione, questi tempi vanno rispettati come sempre. Il coronavirus di per sé non è un motivo valido per ostacolare la frequentazione dei figli con l'altro genitore e pertanto le disposizioni rimangono valide. Occorre ricordare che in caso di mancata esecuzione di una ordinanza presidenziale, di un decreto del Tribunale, si può incorrere anche in un reato penale che è il 388 e si chiama mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziario. I figli in questo periodo, forse ancora a maggior ragione, ancora di più, hanno tutto il diritto di frequentare entrambi i genitori, ricevere amore da entrambi, quindi sia dalla mamma che dal papà, e anche essere rassicurati, vista la situazione in cui si trovano anche i bambini, in assenza della scuola, in assenza delle attività extrascolastiche. Oggi più che mai il loro diritto alla bigenitorialità va salvaguardato. Spesso ci sono dei genitori che magari approfittano di queste limitazioni con la scusa, tra virgolette, del coronavirus. In questi casi, ecco, cosa si può fare? Sì, ci risultano diversi casi in ambito nazionale, anche in Sicilia, di situazioni come queste di cui ha parlato lei. In questi casi innanzitutto va sollecitato il buon senso di entrambi i genitori, principalmente di quello collocatario che potrebbe essere quello che utilizza come scusa il coronavirus, ma non esiste un motivo, purché non ci siano patologie, ripeto, per cui i bambini non debbano incontrare il papà o la mamma secondo i tempi stabiliti dal Tribunale. Ovviamente questo non significa prendere i bambini e andare a spasso da qualsiasi parte, questo no, chiaramente entrambi i genitori, mamma e papà, devono rispettare i protocolli di sicurezza stabiliti dalla legge, cioè lavarsi spesso le mani, le solite cose che sentiamo ogni giorno. Quindi se il papà va a casa della mamma a prendere i bambini e per portarli a casa propria e trascorrere insieme il tempo che è stato stabilito dal Tribunale, questo non può essere ostacolato in nessun modo.